giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Inizia anche oggi questo punto informazione per darvi tutti gli aggiornamenti relativi a questa emergenza Covid-19. Siamo già entrati nella fase 2, tante attività hanno aperto, altrettante restano ancora chiuse. Adesso il governo e regione stanno cercando di capire se riuscire ad anticipare la riapertura di diverse attività, a cominciare proprio da chi si occupa di bellezza, parrucchieri e quant'altro, e insomma si sta cercando di ragionare, di fare un po' il punto della situazione. Intanto lo stesso Zaia ha notato e registrato e sottolineato il notevole aumento di traffico per strada dopo questa riapertura del 4 di maggio. Sentiamo. Il traffico su strade e autostrade da ieri è nettamente in aumento rispetto alle scorse settimane, la fotografia della fase 2 che parallelamente alla riapertura di diverse attività ha visto un incremento degli spostamenti in tutta la regione. Gli spostamenti lunedì 4 maggio, cioè ieri, sono stati di 4.800.000 spostamenti. Siamo in linea con gli spostamenti del 9 marzo, quindi pre-lockdown e pre-misure di restrizione. Rispetto alla punta più bassa, al lockdown, quello più importante che abbiamo avuto, abbiamo ieri registrato un più 61% di traffico. Chi non può muoversi con mezzi propri da ieri per raggiungere il posto di lavoro utilizza autobus e treni, che restano il punto più delicato di questa prima riapertura. Le foto di bus con passeggeri in piedi pongono il problema dell'organizzazione del trasporto pubblico locale. Secondo me nel trasporto pubblico locale sono state messe delle regole per cui il sistema prima o poi imploderà. Perché è inevitabile. Pensate alla riapertura delle scuole, tutto il paese a regime, come possiamo pensare di avere il triplo degli autobus e il doppio di treni? Cioè, neanche se li ordini oggi te li mandano. Il rispetto delle regole resta fondamentale da questo punto di vista. Siamo molto preoccupati, ha sottolineato il presidente Zaia, che ha ribadito ancora una volta come si rischi, se i dati dovessero crescere in modo esponenziale, di tornare alle chiusure. Questo sarebbe un dramma per quelle attività che hanno ripreso e certamente più significativo per chi è ancora fermo, come bar, ristoranti, negozi, parrucchiere, categoria questa che oggi ha manifestato proprio davanti la sede della Protezione Civile a Marghera. Stiamo lavorando e ragionando col governo affinché le date che si sono ipotizzate ad oggi, che sembra la data limite sembra essere oggi il 18 maggio, siano anticipate. Questo è un ragionamento che stiamo facendo. Siamo anche convinti di un fatto che potrebbe essere l'occasione, e ho visto che il ministro Boccia ha fatto un'apertura anche rispetto a questo, di dare le competenze in maniera differenziata, no? In maniera tale che le regioni se la vedano i propri territori. Io spero si possa portare a casa l'obiettivo di avere le regioni delegate a decidere nei propri territori. Non è che voglio parlare ancora di autonomia, però anche questa è una forma di autonomia che potrebbe essere utile, visto e considerato che abbiamo capito che le diverse regioni hanno avuto risultati e servizi erogati per la tutela della salute diversi da regione a regione. Intanto oggi 150 docenti, sostenitori della riapertura in sicurezza, hanno sottoscritto una lettera rivolta alle autorità nazionali e regionali per eseguire tamponi di massa perché la ripresa dopo il lockdown non sia effimera. Fare 5 milioni di tamponi, vogliamo dire che ci mettiamo quanto? Prendiamo il Veneto, quando ci mettiamo? 100.000 al giorno? Ci mettiamo 50 giorni a farli tutti. Dopo 50 giorni può esserci uno scenario epidemiologico diverso da quello che abbiamo registrato. Io non sono il contrario, dico bene, bisogna avere una capacità di farli quotidiana. Varrebbe la pena anche di spiegare, se si firmano questi appelli, più che altro per non far credere ai cittadini che ci sono quelli che hanno capito tutto e quelli che non fanno niente, di spiegare anche operativamente come si fa a fare 5 milioni di tamponi in Veneto in maniera agile, veloce e con che tempistica, lo dico, ma lo dico non come polemica. Zaia è poi tornato sul tema elezioni. Stamane audiziona alla Camera del collega della Liguria Giovanni Toti, che ha portato le istanze dei governatori delle regioni che quest'anno andranno al voto, ribadendo la richiesta di poter andare alle urne nella finestra estiva di luglio. Le regioni, a differenza delle amministrazioni comunali che dovranno andare a voto anche loro, hanno qualche incombenza in più. Il tema dei bilanci, il tema della sanità, la salute è tutta gestita dalle regioni, per cui noi non possiamo trovarci in un clima elettorale con le terapie intensive, penso che sia irragionevole, per cui penso che buon senso, ma dal governo arrivano segnali incoraggianti in questi termini, sia quello di andare a votare a luglio, a mio avviso
il prima possibile, si parla di questa data del 12 luglio, nulla vieta che in fase di conversione il governo decida di far presentare al relatore o presenti direttamente al governo un subemendamento, definiamolo così, per modificare il testo originario. Emergenza coronavirus, informazione, tra l'altro puntualmente anche oggi siamo qua per fornirvi tutte le novità in merito a questo periodo di emergenza, tanto che per Media Nord-Est e per Rete Veneta è arrivato un risultato davvero encomiabile. Un legame speciale con il territorio premiato dai dati Auditel. Il network Media Nord-Est centra anche ad aprile una serie straordinaria di record di ascolti. La conferma di primo gruppo editoriale in Italia con Antenna 3, prima televisione locale d'Italia e del Veneto, Rete Veneta che diventa la seconda emittente locale del Nord-Est, oltre 1 milione di contatti giornalieri in questo mese. Numeri che confermano l'impegno senza sosta di una squadra compatta. In questi 2 mesi di emergenza coronavirus, Rete Veneta ha garantito un'informazione capillare e concreta, attenta alle esigenze di tutti, alla voce di tutti. Una missione da sempre per la nostra emittente, ma diventata ancora più importante in questo periodo di difficoltà. È un grazie a voi telespettatori per il legame che ci lega così a fondo. D'altronde, la nostra parola d'ordine è stata, è e sarà sempre stare al vostro fianco per dare una risposta alle domande, alle esigenze, ai problemi. Le dirette, i telegiornali, le celebrazioni eucaristiche, i momenti di distensione per farvi compagnia in un momento così difficile come quello dell'isolamento in casa. Una rivoluzione anche per noi, giornalisti e tecnici, di pari passo con l'emergenza. Ed ora che la fase 2 è una realtà tra 1000 dubbi e incertezze, sarà ancora più importante tenervi aggiornati sulla situazione, l'evoluzione di un momento storico che il Veneto e l'Italia non hanno mai affrontato. Lo faremo insieme, come prima e più di prima. Ci saremo. Fase 2, fase della ripartenza, aumentano ovviamente i lavoratori che devono prendere anche i mezzi pubblici. Allora siamo andati a vedere com'è la situazione a Venezia. L'idroambulanza percorre il Canal Grande a sirene spiegate. Gli agenti della questura controllano la situazione sulle moto d'acqua. Per il resto poco traffico. Nel nostro viaggio a Venezia di certo vediamo molte più imbarcazioni dei giorni scorsi. Si vedono gli artigiani, gli addetti alla logistica, ma pochi taxi e pochissime gondole ovviamente. Il termometro della presenza di turisti. Meno del solito. Ha preso il vaporetto lei oggi? No, solo a piedi. Non ne vedo abbastanza. Ce n'è più di quella che immaginassi. Pensava ce ne fosse meno? Sì, pensavo di sì. Secondo Però lei uno sono che tutti non c'è- residenti, lavoratori? Sì, no, mi sembravano tutti oriundi. No, cioè che siamo qua nel posto. La posta gliela raccomando. Là, scusi? La posta. C'è coda? Coda, 2 ore e 3 quarti. La stazione Santa Lucia è quasi deserta, i percorsi guidati per i viaggiatori sono ben segnalati, entrata e uscita rigorosamente divise. Anche sul fronte ferroviario sono solo gli orari di punta quelli più trafficati. Deve prendere il treno? Sì. Si aspetta molta gente a bordo? No, stamattina non c'era nessuno praticamente. Che tratta ha fatto? Verso Trevita. E adesso torna indietro? Sì. Ovviamente prenotazione del biglietto? No, Ah. senza prenotazione. Non c'è bisogno in questi treni. Almeno questa mattina io l'ho preso alle 7 e c'era proprio il vuoto assoluto. Veneziani che vanno in terraferma, che tornano in centro storico, che escono per la prima volta, che vogliono la normalità ma senza rischiare la salute. Turisti invece ancora non pervenuti. Veneziani. E poi speriamo negli stranieri, soprattutto per gli operatori turistici. Siamo andati in ufficio, dovevamo portare giù delle cose e torniamo. No, non mi aspettavo più gente. Secondo lei ce n'è tanta o poca? Ce n'è poca perché la gente purtroppo è stata impaurita. A Piazzale Roma pullman, autobus e tram arrivano e partono in continuazione. Le auto private sono poche. C'è grande differenza tra la parte centrale della giornata e orari di punta. Dipende dagli orari, a quest'ora sì, è abbastanza tranquillo, la sera però a fine turno è pieno. Non ne ho trovata molta. Mezzo pieno, diciamo. No, anche di meno. Che tragitto ha fatto lei? Io da Porto di Caverniago fino a Venezia. Ora l'interrogativo per gli stessi veneziani è cosa sperare per il prossimo futuro. Sperate in più movimento o no? Beh, ovviamente sì, è chiaro, anche per chi deve lavorare qui, però sì, è vero, parlando tra di noi abbiamo detto questa è la Venezia che dovrebbe essere per quello che si merita, però in realtà insomma spero che ci sia qualcosa, che cresca qualcosa di più che altro per quelli che lavorano qui. Siamo stati a Venezia e siamo stati anche in pieno centro a Padova.
Mascherine e guanti per lo più sono passeggiate solitarie, chi ha le borsette della spesa, chi attende pazienti in coda all'esterno dei panifici, delle tabaccherie o dei bar che preparano i caffè da sport. Ecco il centro di Padova nel secondo giorno di fase 2. Il centro si ripopola ma non c'è folla, molti infatti sono tornati al lavoro. Tutti con la mascherina, tanti anche con i guanti e chi non ce li ha invece li riceve all'ingresso del mercato. La fase 2 a Padova si sta svolgendo in maniera ordinata. Le strade del centro tornano a popolarsi, ma non c'è nessun assembramento. Anche nelle piazze la situazione è sotto controllo, tra le bancarelle del mercato silenziose ed operose. I negozi della centralissima via Roma si stanno preparando per le ulteriori riaperture previste il 18 maggio. Proseguono anche i controlli per evitare assembramenti e intanto arrivano nuove disposizioni da parte dell'amministrazione che rinvia nuovamente il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sui rifiuti. Doveva essere il 16 marzo, poi è iniziata l'emergenza epidemiologica, abbiamo spostato la scadenza al 16 maggio, ora il 16 maggio è una data troppo ravvicinata e quindi questa scadenza è stata spostata al 30 giugno. Questo sia per le imprese che per tutti i cittadini del comune di Padova. Una misura che ovviamente ci serve per alleviare le persone che hanno dei problemi di liquidità e soprattutto le imprese che hanno dei problemi di liquidità in questa fase. Abbiamo spostato la scadenza al 30 giugno perché il 30 giugno è anche la scadenza per definire le tariffe del 2020, scadenza che era stata prorogata. Ecco che quindi quando interverremo per le tariffe del 2020 avremo nel frattempo ricevuto dal governo con il prossimo decreto anche le indicazioni per come intervenire per alleviare la situazione di quelle imprese che sarebbero chiamate a pagare la tassa sui rifiuti ma i rifiuti non ne hanno prodotti. Un po' di respiro dunque per cittadini ma anche per chi ha un'attività a Padova. Ci separiamo per qualche minuto, ci troviamo subito dopo in diretta. Eccoci in diretta, nuova protesta di parrucchiere ed estetiste di 3 province venete. Si sono ritrovate proprio davanti alla sede regionale della Protezione Civile, il luogo dove quotidianamente il governatore Zaia dà tutti gli aggiornamenti puntualmente pettina la sua conferenza stampa assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin. Tra l'altro ricordo che anche oggi alle 12:30 ci sarà in diretta la conferenza stampa. Comunque hanno chiesto assolutamente di poter ripartire, hanno detto abbiamo bisogno di lavorare, se no lo faremo nelle piazze e lungo le strade. Sentiamo. Spazzole e pettine in testa, il nuovo grido di protesta con tanto di inno di Mameli. Ci fanno chiudere, qua ci aspettiamo ancora, dobbiamo lavorare, inutile. Qua aspettano le chiavi che gliele consegniamo e basta, perché non ce la fai. Con gli immancabili striscioni parrucchieri ed estetiste di 3 province, Venezia, Treviso e Padova, sono tornati davanti all'ingresso della sede della Protezione Civile del Veneto. Chiedono di riprendere l'attività. A questo punto sì, chiediamo l'apertura anticipata ed immediata, visto che tutte queste domande che sono settimane che noi ci facciamo, ancora non abbiamo avuto nessuna risposta. Allora a questo punto, in attesa che possano accogliere queste nostre esigenze, chiediamo l'apertura anticipata dei nostri negozi, perché siamo ormai stanchi di aspettare cose che non arrivano, non c'è ancora un protocollo che ci possa dire come dobbiamo aprire, perciò a mio avviso, come abbiamo chiuso con tutte le precauzioni che eravamo già di guanti, distanziamento, mascherine e disinfettanti, possiamo anche riaprire. A riceverli, ascoltando le loro richieste, l'assessore regionale Emanuela Lanzarin. Qui è stato consegnato lo scritto di cui si farà latore con il governo e con la successiva promessa del presidente Zaia durante l'oramai consueto punto stampa, e cioè negoziare una sorta di autonomia territoriale che permetta di aprire queste attività quanto prima, vista la disponibilità del ministro Boccia in tal senso. Però ripeto, noi stiamo cercando di far passare questo messaggio e non da solo il Veneto, assieme anche alle altre regioni, e quindi ci faremo ancora di più portavoce di questa esigenza, di questo malessere. Non riaprire, dite, sarebbe un incentivare il lavoro nero? Certo, in questo momento purtroppo ci sono famiglie che non hanno da mangiare e questo succede
succede il tutto perché la situazione è quella che è. Non sono arrivati soldi, non sono arrivate cassa integrazione, non è arrivato nulla. Io ho dimostrato che si può lavorare in tutta sicurezza, in tutta tranquillità. Se non ci saranno risposte, come ho detto, sono disposto ad andare fino a Roma, con pettine e forbici. Andremo tutta la categoria e comunque se continuano a non sentirci ci obbligano a diventare tutti abusivi. Anzi, se non andrà in porto e non ci diranno come aprire, ci mettiamo tutti fuori con le nostre poltrone a fare una cliente alla volta e lo faremo comunque. Certo. Perché i soldi sono finiti e abbiamo bisogno tutti di mangiare. Una situazione davvero difficile e poi c'è tutto il popolo di quei commercianti che si sono trovati da un giorno all'altro con lo sfratto esecutivo. Si definiscono i veri invisibili e tra i dimenticati del governo dalle ripercussioni della crisi legata alla diffusione del Covid-19. È il popolo delle start-up e non soltanto quelle dell'innovazione ma pure dei servizi. Almeno 1 migliaio tra quelle note nella sola terraferma veneziana. Tra queste c'è anche quella del 59enne Adil, che qui a Marghera tutti conoscono come Sakar. Si sa, per aprire un'attività ci vorrà da 6 a 8 mesi, 9 mesi, a volte anche 1 anno per poter aprire. Però nel frattempo si investe nell'affitto, nel restaurare il locale e quindi i soldi per aprire una semplice attività di questo genere qua ci vorrà da 40 a 60, a volte anche 70.000 euro, perché i tempi quando si allungano tu devi affrontare le spese, affitti, le bollette e tante altre cose. Originario del Kurdistan, italiano d'adozione, visto che vive qui da oltre 40 anni, dove si è pure laureato con un master in architettura. Prima del Covid confidava di aprire a breve, ora è fuori con le spese di quasi 100.000 euro. In banca non è che ti chiudono la porta, però se tu chiedi il prestito tu non rientri in questa categoria che tutti potrebbero, piccole e medie imprese che chiedono questo prestito, microprestito di 25.000 euro garantito dallo Stato. E poi, tra chi l'attività l'aveva avviata e ora per via del coronavirus l'ha dovuta chiudere suo malgrado, c'è chi sta vivendo un dramma nel dramma di cui fino ad ora non si è mai parlato e si è sempre taciuto. È quello silenzioso della speculazione di licenze e muri che sta accadendo a Venezia. Con le saracinesche abbassate c'è chi non riesce a pagare i lauti affitti e si ritrova da un giorno all'altro con lo sfratto per morosità che diventa esecutivo senza il rispetto dei previsti tempi normativi e quanto emerso tra la protesta dei 1000 di Piazza San Marco delle scorse ore. Allora come che mi vede mio figlio? Situazioni drammatiche che davvero si spera si riescano a risolvere, o più che altro si spera che da Roma arrivi un aiuto concreto, non solo parole, perché avete visto sulla maglietta di uno c'era scritto 600 euro con un gran punto di domanda, perché quello che sta avvenendo per tantissime persone che hanno fatto la richiesta dei famosi 600 euro, il bonus 600 euro, ma ancora non hanno visto assolutamente il becco di un quattrino, quindi ancora nulla. Quindi questi sono problemi davvero pesanti per famiglie che si trovano da più di 2 mesi senza un lavoro e addirittura adesso, come abbiamo visto, questi commercianti costretti anche si trovano in mezzo a una strada perché non sono riusciti a pagare l'affitto e quindi l'affitto viene bloccato. Quindi è una situazione che davvero si spera che dal governo possa venire risolto, perlomeno che dal governo arrivino risposte concrete per tutte queste persone. Andiamo a Montegrotto Terme perché c'è la storia di un hotel termale che ha fatto entrare i clienti in piscina e anche per cure estetiche e poi è stato chiuso dal sindaco per 1 mese perché tanti lavoratori non indossavano le mascherine. Sentiamo. Bagnanti in piscina e clienti al centro benessere in barba alle disposizioni del DPCM. Così il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, ha disposto la chiusura per 30 giorni dell'Hotel Sollievo. Tutti gli ospiti dovranno lasciare la struttura entro 48 ore, le piscine dovranno essere svuotate e gli ambienti sanificati. L'ordinanza è stata firmata dopo la constatazione di ripetute violazioni delle norme anti-Covid che già in aprile avevano portato alla sospensione per 5 giorni dell'attività dell'Hotel Sollievo. Ovviamente la salute in questo momento storico viene prima di tutto e certi comportamenti purtroppo non mi hanno lasciato alternative a questa azione, perché partiamo da un presupposto che il possibile sviluppo di contagi in un albergo termale avrebbe degli effetti devastanti per tutto il settore e per tutto il territorio e questo non possiamo permettercelo.
Quindi invito tutti alla responsabilità, anche perché questa ordinanza è stata firmata dopo la constatazione di ripetute violazioni delle norme anti-Covid. Il 3 maggio i carabinieri di Montegrotto e Abano si sono nuovamente ripresentati in albergo e questa volta hanno trovato persone all'interno della struttura senza una valida ragione di cura o di altro tipo e hanno verificato che diversi lavoratori svolgevano le loro attività senza mascherina a distanza ravvicinata e per questo sono stati denunciati assieme all'amministratore unico della società. Il territorio si sta comportando bene, i nostri imprenditori stanno seguendo alla lettera tutte le normative. In questo caso purtroppo ho dovuto fare una cosa che mai mi sarei aspettato di fare. E a proposito di mascherine, una storia che ha davvero dell'incredibile, ne aveva accennato anche il governatore Zaia in corso di conferenza stampa, che riguarda un gallerista che è stato picchiato in maniera pesante, decisamente, perché aveva detto ad alcuni ragazzi che si trovavano senza mascherina semplicemente di indossarla. Sentiamo. Portare la mascherina significa tutelare la mia salute. A queste parole lui si è alterato, mi ha detto cavete anche a ti, mi ha tirato un ceffone e mi ha strappato la mascherina. Al momento ho anche perso un po' l'equilibrio, poi mi sono ripreso, lui se n'era già andato, l'ha buttata per terra e questo è l'episodio. Racconta la violenta e brutale aggressione subita a Venezia Roberto Zamberlan, 65 anni, già gallerista d'arte, nato a Treviso, che dopo aver abitato a lungo a Preganziola ed essere stato assessore comunale, vive da tempo nel capoluogo lagunare, dove ricopre anche il prestigioso incarico di consigliere d'amministrazione della Fondazione Bevilacqua La Masa. Il pestaggio solo per aver esercitato un suo diritto, e cioè aver chiesto a un gruppo di 3 persone incrociate mentre stava rientrando a casa di indossare la mascherina poiché ne erano sprovviste. Mai avrebbe immaginato, dice, di subire il gravissimo danno al timpano per la violenza della risposta di uno dei 3. La rottura del timpano, la perforazione del timpano, anzi, guarda. Questo è il mio timpano, all'ospedale L'Angelo dove ho fatto l'audiometria e hanno riscontrato una perdita del 30% dell'udito. Questo, noi speriamo, questo dice il medico, che le cose migliorino col tempo, che il timpano si saldi, insomma si richiuda, adesso non so i termini corretti, migliori e guarisca, però ora come ora sono così. Già presentata denuncia contro ignoti. È un episodio alquanto sgradevole, ma comunque reale. Un episodio che ha davvero dell'incredibile, soltanto per il semplice fatto che questa persona ha invitato la gente a indossare la mascherina per un motivo di sicurezza per sé e ovviamente per gli altri. Adesso invece andiamo a Padova perché il sindaco Sergio Giordani ha consegnato il sigillo della città al professor Crisanti, il virologo in prima linea in questo periodo di emergenza Covid-19. Signor Sindaco, io la ringrazio per questo importante riconoscimento che mi ha consegnato a nome e per conto della città di Padova, una città che in pochi mesi ho imparato ad amare per la sua bellezza, ma soprattutto per l'operosità e il senso civico dei suoi cittadini, per la generosità e la solidarietà che hanno mostrato in questi giorni. Mi hanno veramente colpito e sono sicuro che in questo momento difficile di questa transizione, di questa cosiddetta fase 2, saranno in grado di rispondere alla sfida. E qual è la sfida? La sfida è mantenere la trasmissione bassa. Noi oggi abbiamo consegnato questa città con 3-4 casi ogni giorno, il più basso numero di casi in tutta Italia. Ecco, sta sicuramente ai cittadini preservare questo che gli è stato consegnato. Come? Cercando giorno per giorno di adottare tutte quelle misure importanti che abbattono la trasmissione, distanziamento sociale, le mascherine, fare attenzione a non vedere troppe persone, perché purtroppo più persone si vedono, più aumenta la probabilità di essere infettati.
È visibilmente commosso il professor Crisanti mentre riceve dalle mani del sindaco di Padova il sigillo della città, uno dei più alti riconoscimenti. Crisanti in questo periodo di emergenza è diventato un volto noto grazie alle sue intuizioni e al suo studio su tutta la popolazione di Vo, che sta dando informazioni preziose per la lotta al Covid-19. Crisanti, docente dell'Imperial College di Londra, è arrivato a Padova 6 mesi fa. È uno dei cosiddetti cervelli in fuga, richiamato dall'Università Patavina, la migliore d'Italia come l'ha definita. Il professore ringrazia i colleghi del Dipartimento di Microbiologia e Virologia, i medici e vertici dell'ospedale di Padova che hanno evitato i contagi all'interno del nosocomio, ma il grazie più grande va alla gente. Un ringraziamento particolare va ai cittadini di Vo, che in massa hanno partecipato a 3 studi epidemiologici, contribuendo a svelare aspetti prima sconosciuti della dinamica di trasmissione dell'epidemia. Essi hanno dato un esempio a tutti noi di generosità e fiducia nella scienza e nelle istituzioni. Lei, Rettore, è stata a Vo, sono sicuro che anche lei si è commosso a vedere tutte quelle famiglie che portavano i bambini tremanti a farsi fare il prelievo di sangue. È stata veramente una scena che, se ci penso ancora, mi commuovo. Ringraziare i numerosi amici che hanno fatto a gara per non farmi sentire solo in questi giorni. Un pensiero speciale lo devo alla signora Cristina, una mia vicina di casa, che spesso, quando tornavo a casa la sera tardi, mi ha fatto trovare qualcosa da mangiare, e aggiungo anche abbastanza buono, accanto alla porta. Infine ringrazio mia moglie, che ha accettato questa lunga separazione e non mi ha fatto mai mancare il suo sostegno e il suo amore. È un grandissimo onore, Sindaco, ricevere il sigillo della città di Padova. Grazie infine a voi tutti. È stato un privilegio per me servire questa comunità. Tra l'altro anche bello vedere l'emozione, la commozione, ecco, di questo illustre professore, tra l'altro in prima linea nello studio di quanto sta accadendo, di quanto è accaduto soprattutto a Vo, e ha voluto ricordare la prontezza, l'essere presenti sempre di tutta la popolazione di Vo, di tutti i residenti di Vo indistintamente. E restiamo a parlare di tematiche sanitarie, perché col 4 di maggio è ripartita l'attività anche all'interno degli ospedali, ma andiamo a vedere nello specifico come funzionerà il tutto, a cominciare proprio dalle prenotazioni semplici o dalle analisi del sangue. Vediamo. C'è stata un po' di confusione, come ci hanno raccontato i vertici del San Bassiano. Con riapre l'ospedale di Bassano, grazie anche alla tecnologia del telescanner, ieri molti hanno pensato che tutto tornasse come prima, e invece non è proprio così. Preso d'assalto ieri ad esempio il CUP per il ritiro degli esiti, ma inutilmente, perché gli sportelli sono ancora chiusi e i referti arrivano a casa se non si utilizza internet per scaricarli. Per il pagamento delle prestazioni si utilizzano le emettitrici automatiche poste all'interno dell'ospedale. Da ieri, inoltre, per sottoporsi agli esami del sangue bisogna prenotare prima. Ripetiamo, bisogna avere quindi un appuntamento, altrimenti il prelievo del sangue non viene effettuato, a meno che non ci sia priorità U per quelle richieste urgenti. Il servizio di prenotazione sarà attivo, se usiamo il telefono fisso, tramite il numero verde 800 038 990 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17:30. Se prenotiamo al cellulare il numero è lo 0424 884 050. Sarà possibile prenotare anche o tramite richiesta via mail accedendo direttamente dal sito aziendale cliccando su prenotazioni online. La fascia di accessibilità al prelievo del laboratorio è stata ampliata. I prelievi su appuntamento vengono eseguiti dalle 7 alle 10. Dall'11 maggio saranno aperti anche i punti di prelievo di Marostica, Romano, Tezze, Rosà, Rossano e Angarano. 80 le prenotazioni di stamattina a San Bassiano, forse un implemento vista la richiesta che sta aumentando. Tra poco avremo anche l'incontro puntuale con il governatore Zaia della sede regionale della Protezione Civile. Noi ci separiamo intanto per qualche istante, ci ritroviamo subito dopo. Siamo nuovamente
nuovamente in diretta, tra pochissimo vedo la postazione ormai allestita, sistemata nella sede regionale della Protezione Civile, tutto è pronto per l'arrivo del governatore Zaia, e tra l'altro mi viene da sorridere perché vedete quella scatola gialla che c'è proprio dietro i microfoni. Ormai chi ha seguito le conferenze stampa degli ultimi giorni sa cosa c'è dentro, ovvero ci sono delle uova e tra l'altro mi ha già anticipato un collega che un pulcino è nato, perché oggi era stata fissata proprio l'ora, la giornata in cui dovevano nascere i pulcini. Vedete che infatti ci sono i vari colleghi che vanno a controllare, quindi poi sentiremo anche direttamente dal governatore Zaia com'è la situazione, e un pulcino sappiamo che è nato, vedremo anche le altre uova se si schiuderanno e se gli altri pulcini nasceranno. Quindi adesso tra pochissimo ormai arriverà anche il governatore Zaia e quindi vedremo assieme cosa succede alla sede regionale della Protezione Civile con questi nuovi nati tanto attesi, tra l'altro. Adesso invece parliamo di una nonnina che era stata ricoverata il 27 marzo scorso ed è tornata a casa proprio nel primo giorno della fase 2, il 4 maggio. Ecco, mi dicono allora dalla regia che sta per arrivare il governatore Zaia, quindi manca davvero pochissimo. Io intanto ne approfitto allora per leggere qualche messaggio che ci state inviando voi telespettatori. Il numero è il 340 3218 806. Come sempre inviate messaggi, inviate foto e video e quant'altro, non fate telefonate. Io continuo a ripeterlo perché puntualmente troviamo delle telefonate, vostre telefonate senza risposta. Noi non riusciamo a rispondere perché se siamo in diretta non riusciamo a rispondere anche al telefono, quindi mandateci messaggi, foto o video. Come quello che ci ha inviato questa nostra telespettatrice: buonasera, da marzo a casa la cassa integrazione ancora non arriva, nel frattempo ci sono le bollette da pagare, l'assicurazione da pagare, la revisione da pagare, comincio a non poter più pensare al domani. Per oggi, per lo Stato che non c'è a sostenerci in questa situazione, e ci augura una buona giornata. Ancora, buonasera, tutt'oggi nelle farmacie di Dossone a Treviso niente mascherine a 50 centesimi, sono molto più care, quindi qua è da capire una situazione appunto di queste mascherine nelle varie farmacie. Adesso sì, da capire come funziona, come si evolverà la situazione per quanto riguarda appunto la vendita delle mascherine, perché è una vera e propria vendita di mascherine. Vorrei denunciare il fatto che troppa gente gira, ecco appunto, nelle mascherine senza mascherina e qualche incosciente sputa per terra. Ma come si fa dopo tutto quello che si è visto e si è detto? È in effetti qua il senso civico della gente che purtroppo davvero è inesistente. Con le dovute precauzioni, vorrei sapere se si possono vendere ciliegie lungo la strada come gli anni scorsi. Con le dovute precauzioni si possono vendere ovviamente le ciliegie lungo la strada, dovute precauzioni che vuol dire mascherina, guanti e ovviamente vietati gli assembramenti. Quindi se lei ha un chiosco lo può fare, il governatore tra l'altro ha sempre detto che c'è il via libera per la vendita di alimenti, basta ovviamente che vengano rispettati tutti quanti i parametri, tutte le direttive. Adesso io ho visto che sono appena arrivati i due assessori Lanzarin e Bottacin, questione ormai di attimi, e arriverà anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Vedremo poi tra l'altro come andrà con i pulcini che sono stati covati in questa chiamiamola culla termica che è stata appunto posizionata nella sede regionale della Protezione Civile, proprio per far compagnia a tutti noi, un senso, un po' un simbolo di rinascita, un simbolo di vita che si è voluto dare, giocando anche un po' sull'ironia e in maniera simpatica, ecco. Però il bello è che tutti quanti i colleghi sono attirati da questi pulcini, da questi ovetti che si stanno aprendo. Ecco che è arrivato il governatore, vi lascio alla puntuale conferenza stampa da seguire in diretta. Buongiorno a tutti. Beh, intanto diamo una bella notizia. È nato il primo pulcino e ne stanno nascendo altri 2. Quindi sono le uova di Ivan. Fra l'altro le poste italiane potrebbero anche utilizzare questa nascita per dimostrare il funzionamento, perché le uova ci sono arrivate da San Polo di Piave, da Ormelle, da sto bambino, ce le mandate per posta. E quindi sono arrivate intere, nessuna rotta, quindi bene. E
Un saluto a tutti, benvenuti, bentrovati. Direi di passare subito poi una comunicazione, passo subito ai bollettini e dopodiché una comunicazione alle domande. Allora, i tamponi totali ad oggi sono 400.000, quindi abbiamo passato i 400.000 e questo era l'obiettivo che avevamo prefissato in tempi nei quali sembrava impossibile raggiungere i 400.000, sono 9.296 in più rispetto a ieri. Le persone positive sono 18.479, sono 77 in più rispetto a ieri. In isolamento abbiamo 6.176 persone, si cala ancora, meno 178, 6.175, meno 178. I ricoverati, eccolo qui, il bel numero, 992, siamo scesi sotto i 1.000, meno 32, 992, oggi è la giornata nella quale possiamo dire che abbiamo rotto anche la soglia dei 1.000 e questo è positivo anche per il nostro modello matematico, meno 32. Terapie intensive, altro numero incoraggiante, 90, meno 8 rispetto a ieri mattina. Quindi 90 persone in terapia intensiva sono decisamente un numero non preoccupante. I dimessi sono 2.782 più 39. Vi ricordo che nelle giornate tragiche del coronavirus i numeri erano invertiti, cioè i ricoveri erano a 2.000 e oltre e i dimessi erano qualche centinaio. Quindi sono 2.782 dimessi più 39. I morti 1.223 più 16, ieri erano più 17, oggi più 16 e sono 1.568 in totale. I nati sono 97. Eccolo. Bene, considerazioni, continua questo percorso e ripeto che per avere i primi dati importanti rispetto all'apertura di lunedì, che è un'apertura importante, la vera apertura che ci porta 1.200.000 veneti in strada e a avere relazioni, i primi dati importanti dal punto di vista epidemiologico ce li abbiamo alla volta di 8-10 giorni, quindi vuol dire che alla volta di lunedì prossimo, meglio ancora mercoledì, avremo già il ritorno su numeri importanti che sono quelli dei contagiati, dei ricoverati e diciamo in maniera minore delle terapie intensive, visto e considerato che l'arrivo alla terapia intensiva, a meno che non sia un caso grave preso in carico da subito, a volte spesso prevede che prima ci sia una stazione nelle infettive, magari prevede che si passi nella semi-intensiva e poi nella terapia intensiva. Però ricoverati e contagi sono assolutamente due indicatori. Invito ancora i cittadini a non abbassare la guardia. Qualcuno dirà, ma Mazzaia dice sempre le stesse robe. Sì, perché è repetita iuvant, no? Dicevano i latini, no? Giova la ripetizione. E penso che sia fondamentale richiamare tutti sull'uso della mascherina in maniera corretta. In maniera corretta vuol dire coprire naso e bocca, e fidatevi perché anche gli ultimi dati che abbiamo ci dicono ancora di più che la mascherina è lo grande spartiacque rispetto al contagio, perché qualcuno la può considerare anche, come si può dire, una coercizione, no? Portare la mascherina non è normale e naturale per l'essere umano, ma per nessun animale coprire naso e bocca. Però è pur vero che i dati ci dicono che questo porta alla caduta verticale del numero dei contagi. Fatelo sempre, ricordo che dall'ordinanza è previsto l'uso obbligatorio della mascherina in tutti i casi nei quali si esce dalla proprietà privata, cioè di casa. Quindi non avete neanche il dubbio, ma la devo portare, la dovete portare sempre. Quando non si deve indossare ma portare, cioè avere ma non indossare? Quando si fa attività fisica intensa, cioè quando si corre, per capirci, si abbassa la mascherina, pronti a rimetterla nel momento in cui si comincia a camminare. Non la si porta ovviamente quando si va a fare ciclismo in strada, perché può creare danni, visto considerato che
manda in debito di ossigeno, ripeto, come respirare in un sacchetto, prima o poi finisce l'ossigeno e si sviene. Non la usano i bambini sotto i 6 anni e le persone disabili o che hanno difficoltà certificate dal punto di vista sanitario nel portarla. Penso a persone che hanno difficoltà respiratorie e che hanno bisogno di avere un campo molto aperto per la respirazione. In tutti i casi la mascherina va portata. Invito tutti a non mettersi a fare, ma vado per i campi a farmi una passeggiata, non mi serve la mascherina. Io qualcuno lo trovo in giro senza mascherina, però quando incroci qualcun altro la devi tirare su. E per questo chiediamo che ci sia la mascherina. La mascherina va sempre indossata. Per favore non trascurate questo aspetto, oltre al distanziamento sociale, oltre al rispetto delle regole, l'igienizzazione delle mani, piuttosto che il tema dell'uso dei guanti. Insomma, ci sono i presupposti per mettere in sicurezza tutta la comunità. Vi ripeto, lo dico sempre, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Cioè, se va male in questi 8-10 giorni, significa che poi si torna alla partenza e quindi vuol dire invece che aprire si ripensa a richiudere, cosa che è accaduta in molti paesi perché non hanno osservato le regole. Ultima comunicazione. Mi dicono, sì, ci sono dei ragazzini da ringraziare. Abbiamo 3 fratellini che sono Aurora di 6 anni, Sofia di 2 anni e Sara di 18 mesi, ci scrivono e ci mandano anche dei disegni che hanno fatto, sono di Jesolo questi bambini, li ringraziamo e questi disegni finiranno poi nella mostra. Ecco, la mostra, siccome molti si informano, molti ci offrono strutture per ospitare la mostra, che non escludo sia anche una mostra per valorizzare anche quello che è stato il live, no? il vissuto dei nostri operatori, potrebbe essere anche un mix, no? Cioè la sanità, cosa è accaduto in quelle ore è anche una grande mostra. Vi dico che la nostra idea è quella di fare sicuramente una prima apertura in un luogo simbolo, dopodiché fare in modo di avere un allestimento che diventi itinerante, quindi darla in disponibilità alle amministrazioni comunali, in modo tale che tutti possano vedere questa mostra. Questo è un altro bimbo, Andrea, che ci ha mandato 130 euro, e ha 11 anni Andrea Rebellato di Castelfranco Veneto, e poi ci ha mandato anche lui dei disegni che ovviamente andranno anche questi in mostra. E ultima comunicazione, poi passo alle domande, è una comunicazione importante. Vi ricordo che noi siamo partiti per primi in Italia con il tema del sierologico, prelievo del sangue, professor Lippi, professor Plebani, Università di Verona, Università di Padova, un progetto che peraltro prevede anche come coordinatore il professor Palù, professore emerito e virologo, insomma, che conoscete tutti, e penso che questo progetto sia un progetto di altissimo valore scientifico, che poi ha avuto anche risvolti clinici, nel senso che parallelamente quello che voi leggete, adesso girano tanti WhatsApp, no? La cura sierologica, il sangue serve, è la nostra cura. Noi ci siamo già al punto tale che possiamo annunciarvi, poi vi porterò i risultati che vogliamo anche comunicare all'Istituto Superiore della Sanità, dei primi pazienti curati con che per noi sono cure già esaurite, però per prudenza non abbiamo mai voluto parlarvene, 12 pazienti. Diciamo che le cure hanno avuto esito incoraggiante, però vi dico anche un'altra cosa e ho bisogno del vostro aiuto per fare un appello, perché nelle prossime ore noi inizieremo a rendere industriale quello che per adesso è stato sperimentale, ovvero ci sarà una chiamata, abbiamo già scritto a tutti i direttori generali per attivarsi con i centri trasfusionali, per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti. Quindi stiamo costituendo, abbiamo già un deposito, ma la nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non aver più il magazzino. Allora, primo, questo sangue dura 2 anni,
Secondo, è comunque sangue che è utile nelle donazioni. Ha qualcosa in più che ci dà anche degli anticorpi che sono un grande valore, che sono gli anticorpi neutralizzanti del coronavirus. Quindi non è uno spreco, è una raccolta che facciamo in maniera volontaria, però richiamo tutti al senso civico. La sanità del Veneto vi ha dato tanto, ciao Maria, vi ha dato tanto rispetto alle cure. Mi rivolgo a tutti gli ammalati che sono guariti. Oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti in maniera non obbligatoria, ma saranno contattati, di mettersi a disposizione, di donarsi per mezz'ora il braccio e ci preleviamo la sacca di sangue, perché noi stiamo costituendo la più grande banca del sangue e per avere il plasma degli ammalati oggi guariti del coronavirus. Questa è un'operazione che il Veneto fa, anche questa volta per primi in Italia. Abbiamo scritto a tutti, il centro di riferimento resta a Padova, però voi capite che a questo punto noi, se tutto sarà confermato e validato, vi ricordo che ad oggi il tema della cura con il plasma dei pazienti ammalati, guariti, quindi con gli anticorpi neutralizzanti, ad oggi non è validata, è ancora in fase sperimentale. Noi siamo una delle realtà che stanno sperimentando. Ma noi guardiamo avanti e vogliamo creare questa banca. È una banca che è unica nel suo genere. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti coloro che sono guariti, che se vogliono dire un grazie alla sanità del Veneto, mi vengono lì col braccio e si fanno prelevare una sacca di sangue. A me serve questo. Abbiamo avuto 3.600 persone in ospedale, erano tutte malate di coronavirus, potenzialmente abbiamo 3.600 persone che potrebbero dare una mano alla comunità. E è un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo, ragazzi, perché mi rendo conto, se uno guarda le scartoffie dovrebbe aspettare che validino le prove, dire che va tutto bene, però noi abbiamo fatto un ragionamento: prelevare sangue non è proibito, perché il sangue si dona, questo è sangue che si può donare. Se poi c'è questo valore in più che è gli anticorpi neutralizzanti, lo mettiamo in un reparto e creiamo una banca che sappiamo che è sangue che ha qualcosa in più. Ci dura 2 anni, quindi io spero che non in 2 anni, ma in qualche giorno, qualche settimana, sta partita si chiuda a livello nazionale. E alla luce delle sperimentazioni, del fatto che gli anticorpi neutralizzanti del plasma diciamo somministrati come cura hanno dato risultati soddisfacenti da noi in Veneto, dico che è giusto avere una banca pronta per lavorare sacche di sangue ed essere pronti. Io ho finito. Allora, facciamo come ieri, partiamo prima dalla sinistra verso destra e poi dalla destra verso sinistra. Filippo Martino di Padova. Buongiorno. Per la verità io avevo una domanda di carattere economico, però questa sua notizia mi sollecita a chiudere un ulteriore chiarimento. Se ho ben capito, sarebbero 12 i pazienti sottoposti a cura attraverso curati. Con esiti incoraggianti, vuol dire che il percorso è stato positivo. Dove sono stati curati? La prova è stata fatta a Padova, però vi devo dire che vi presenteremo i dati ufficialmente dopo aver fatto in automatico l'invio all'Istituto Superiore della Sanità. È un fatto di, come si vede, di leale collaborazione istituzionale, e quindi evito di venire qua, potrei già darveli oggi i dati, li inviamo in maniera formale e dopo ve li presenteremo. Ad oggi non sono disponibili i dati al pubblico ed è corretto che sia così in questa fase. Questo protocollo di cura è direttamente conseguenza degli studi serologici di Plebani che dirige. E va in parallelo. Ovvio che gli studi sierologici che stanno facendo il professor Plebani in particolar modo e poi il professor Lippi vanno a scandagliare, diciamo, la fase profonda di ricerca scientifica rispetto agli anticorpi. Loro stanno facendo un esperimento per valutare la risposta anticorpale e valutare la qualità della risposta anticorpale. Cioè l'80% degli studi si ferma nella fase sopra, dice ci sono, loro sono nel profondo blu dove dicono andiamo fino al fondo per dire non solo che ci sono, ma quanti e come sono presenti, perché questo spiega molte altre cose. Ovvio che è una fase complessa, ma essendo partiti presto, per primi in Italia, penso che siamo assolutamente
siano assolutamente ragionevoli i tempi che abbiamo. C'è già qualche mattoncino, diciamo, di questa banca? Oppure... Più di qualcuno? Sì. Beh, insomma, abbiamo sul tappeto circa 5.000 test, non abbiamo uno, cioè hanno lavorato e noi abbiamo stimolato. Ivana Golding, TGR. Lei ha fatto questo appello, Presidente, ma in realtà saranno i pazienti stessi a... No, verranno chiamati. Verranno, Ivana... Sì, però mi metto nei panni di un paziente che si è fatto magari un mese di terapia intensiva o di malattie infettive, gli arriva una telefonata, magari gli viene anche da dire anche no, e invece io dico: volete ringraziare e partecipare a questa grande sfida per fare in modo che altri siano curati bene, donate il sangue. Noi abbiamo bisogno, come l'ossigeno, del sangue dei pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Sembra quasi una cosa strana, no? Mi metto nell'immaginario collettivo, utilizzare sangue di una persona che si è ammalata. No, invece è la roba più utile che c'è, perché ha gli anticorpi. È come se somministrassimo, fra virgolette, adesso gli scienziati si alzano in piedi, come fosse un vaccino, no? Il vaccino, quando tu studi i vaccini all'università, mi ricordo che la prima lezione è: che cos'è un vaccino? È la scelta di convivere con la malattia. Questa è la definizione del vaccino. Cioè, ti inietti la malattia, di solito il virus che viene definito attenuato, cioè spompato, perché sennò ti manda... E questo crea una risposta difensiva, cioè crea gli anticorpi nel fisico che ha affrontato questo virus attenuato. Quindi la popolazione decide di convivere con la malattia. Oggi siamo a una frontiera che è ancora più avanti. Pensate, esce dall'industria chimica, lo dico un po' così, esce dall'industria chimica, farmaceutica, e entra in una assolutamente concetto biologico del trattamento. E per noi, guardate, noi non ce l'abbiamo con nessuno, noi vogliamo semplicemente curare bene i cittadini. Domande? Emiliano. Scusa, andiamo con dietro se volevi. Ok, prego. Mascherina deve indossare meglio. No, poi ti filmano e pensano che sia bene così. 3, brava. Infatti, anche se fate sperimentazione, quanti sono quelli guariti? Allora, la sperimentazione è stata fatta su 12 pazienti. Mi devo fermare qui e noi abbiamo i dati, però vogliamo prima mandare la relazione con lo studio importante che è stato fatto e dopodiché vediamo anche i dati particolari. Però sono pazienti che sono stati trattati assolutamente brillantemente. Emiliano e poi Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, alcune curiosità. Parlando sempre di test sierologici, ci sono alcuni laboratori che li stanno facendo, diciamo, privatamente. Volevo capire se hanno comunque una linea guida e un'indicazione per quali test utilizzare da parte della Regione, o se c'è una specie, mi passi il termine, di mercato libero, il pulcino. Il pulcino comincia a chiamare. Chiedevo quindi se c'è una... Ma sì, guarda, io ti ringrazio per la domanda, vorrei spiegare una roba, perché poi non vorrei che giustamente anche nell'informazione che è limitata rispetto ai test, qualcuno dia dei contenuti che poi non trovano riscontro nella realtà. Allora, quali sono i test che oggi sono sul mercato? I tamponi, è l'unico test diagnostico, cioè la diagnosi la si fa con il tampone, cioè proprio per legge tu devi fare il tampone per avere una diagnosi. Il tampone che efficacia ha? Becca il virus e viene inserito nelle narici e in gola, becca il virus, è nasofaringeo il tampone, lo becca, secondo la letteratura, al 7-8 giorno, cioè dopo l'infezione. Bon. Poi c'è la saponetta, o detta anche test rapido, quello con la goccia di sangue. Questo va benissimo per gli screening perché becca il virus, ti dà le IgA e le IgG, quindi le due immunoglobuline, ma non entriamo nel tecnico. Lo becca dall'11° giorno secondo dati di letteratura. Cioè vuol dire che tra il tampone che ti arriva al 7-8 giorno e la saponetta c'è un buco di 3-4 giorni, per questo il tampone è ritenuto il più efficace. Dopodiché c'è il test sierologico, quello del prelievo del sangue, il quale ti dà prelievo del sangue. C'è una miriade di test, si dice che ce ne siano almeno 160 in giro per il mondo.
o tutte le ditte ormai hanno un test sierologico, va a beccare o qualitativamente o quantitativamente ti dice che hai avuto gli anticorpi. Però attenzione, non vorrei, uno dice, uno può farsi il test sierologico, il prelievo del sangue, ma la risposta che ha, che sia positivo che ha gli anticorpi o non ce li ha, stiamo parlando di un contagio già avvenuto. A quel punto l'unica cosa che si può fare è andare a fare il tampone per capire se siamo in ambito di anticorpi neutralizzanti, cioè il tampone diventa negativo, vuol dire che tu hai gli anticorpi nel sangue, ma non hai il virus nelle narici e nella faringe. Oppure se il tampone è positivo vuol dire che ti ha beccato il test sierologico positivo perché sei in fase di ancora non negativizzata. Per cui dico, quelli che fanno il test sappiano che non è la patente per avere... Capisco che tanti possono avere la curiosità, ma guardate che mediamente si calcola che oggi il dato che ci viene dato sembra che sia sotto il 3% facendo prelievi casuali di positività a risposte anticorpali. Quindi sono delle scelte che si fanno. Forse la scelta più corretta sarebbe quella di fare il tampone e quindi fare un tampone di massa sapendo che abbiamo sempre i 6-7 giorni di finestra. L'unica. Però insomma, poi ognuno li fa, i test sono le aziende che obblighi hanno. Noi abbiamo fatto questa scelta. Non ce n'è un indicato dalla regione? No, le aziende hanno solo un obbligo, abbiamo lasciato libertà, perché è giusto che il mercato in un momento in cui c'è richiesta, poi i prezzi si vanno a calmierare, comunque è costoso, cioè non è, perché qualcuno mi dice ma costa 50 euro, sì, noi in ospedale te lo facciamo gratis, però voglio ricordare che non è che non costa nulla, perché forse c'è questo concetto un po' sbagliato. Un tampone a noi, per validarlo, processarlo, non ci costa meno di 30 euro. Cioè, questo è quello che accade. Allora, che obbligo hanno i privati? Hanno l'obbligo che se trovano positività, hanno l'obbligo di segnalarlo subito, il medico di base ha l'obbligo di prescrivere, dico l'obbligo, nessuno si offende perché è il piano di sanità pubblica questo, definito dalla prevenzione, di fare la richiesta di tampone per il positivo e noi come dipartimento facciamo il tampone, quindi verifichiamo se c'è una positività o c'è stata una persona che è stata contagiata ma si è negativizzata. Velocemente se posso e concludo, volevo un commento, ieri avrà saputo c'è stata una videoconferenza tra tutti insomma gli esponenti principali del mondo della costa, quindi parlo del turismo sia a Veneto che in Emilia Romagna con il sottosegretario Bonaccorsi. Tante promesse come al solito, vi aiuteremo, però attualmente di concreto non c'è nulla. E in chiusura, se posso, un chiarimento, se le autoscuole possono operare o no. Ma le autoscuole abbiamo già chiarito, guarda, c'è Bottacin ormai sa tutto sulle autoscuole, anche perché è un automobilista, come si dice, è un pilota agonista per cui riesce a dirvi. Le autoscuole subiscono un paradosso, l'avevo già detto la settimana scorsa, perché il codice Ateco consiglierebbe di tenere aperto, però possono fare lezione solo online, ma c'è un decreto ministeriale che impedisce alle autoscuole di fare lezione online del 95, mi pare, quegli anni là, e quindi loro possono tenere aperto ma non possono fare nulla di fatto. Questa è la realtà delle autoscuole. Il fatto che c'era adesso la novità, si gioca un pochino su quello che si riesce a fare o no. Se i collaboratori, insomma, i lavoratori stanno in macchina con la mascherina e si possono spostare, ho detto magari anche in questo modo. Volevo chiarire, il codice Ateco e il decreto ministeriale, allora, i codici Ateco sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il decreto ministeriale, se volete lo cerco, ve lo dico, è un decreto ministeriale, cioè non dipende da noi questa cosa qua. Noi, il Presidente lo dice sempre, saremo per aprire, però dobbiamo fermarci dove non siamo da arrivare. Ma noi in generale, guardate, se ci dessero l'autonomia, ma non lo dico come sfida, perché mi metto anche nei panni del governo che deve prendere le decisioni, ma se il governo decidesse, sarebbe auspicabile, di delegare alle regioni e responsabilizzare le regioni, cioè non è che uno ha la delega e non ha responsabilità, di decidere, noi oggi, dal 10 aprile ad oggi, che giorno è oggi? 6? E quindi sono esattamente 10 aprile, sono 20 giorni, sono 26 giorni di curve in discesa, sia sulle terapie intensive che sui
i ricoveri. Perché vi dico 10 aprile? Perché il 10 aprile è la giornata nella quale il DPCM autorizza le aperture dei codici Ateco, delle deroghe e con i silenziassensi. Quindi noi abbiamo già 26 giorni di calo, siamo arrivati a 90 di terapia intensiva e a 900 di ricoverati in generale in tutto il Veneto. Allora, alla luce di tutto questo, diciamo che noi siamo pronti, abbiamo già i protocolli che sono assolutamente affrontabili. Guardate, io penso che il ristorante non debba farsi separare in plexiglass e altre menate del genere. È sufficiente che i gestori abbiano la mascherina, i guanti, in ogni tavolo ci sia un flacone di gel igienizzante, perché è inevitabile che non tutti vanno al bagno a farsi l'igienizzazione col gel, e anche si può fare anche in più occasioni durante la cena. Distanziamento sociale, che i tavoli non possono essere attaccati, ma anche per un fatto di servizio ormai i tavoli hanno bisogno di 1,5 metri, 2 metri l'uno dall'altro, punto. Un punto di ingresso, vogliamo misurare la febbre all'ingresso, misuriamo anche la temperatura corporea e si chiude lì. E così per le spiagge. Io sono quello che ha criticato i bussolotti in plexiglass, lo sapete, e penso che sia fuori dal mondo, cioè distanziamento sociale in spiaggia lo si può fare, non trovo operatori non disponibili ad allargare un po' di più le file tra gli ombrelloni. Poi è un fatto anche culturale, no? Se uno va nella battigia a prendere il sole, capirà che non può crearsi quel carnaio al quale tutti noi eravamo abituati. In questa fase bisogna avere più distanziamento sociale, punto. Non ci vedo nulla di tragico. La mascherina salva la vita. I cittadini devono capire questo. La mascherina salva la vita. E guardate, se non si utilizzerà in questa fase, avremo molti più, fra l'altro, di fasce d'età giovanili che entreranno in ospedale. Perché a questo punto il contagio, cioè allora ormai il tema degli anziani è stato sufficientemente messo in sicurezza. Lo vedremo anche con le fasce d'età se ci sarà una riacutizzazione, ma io spero proprio di no, insomma dipende da noi. Grazie Presidente. Antonella Prigioni e poi Fois di Rete Veneta Antena 3. Buongiorno Presidente, lei prima Ciao. citava un 3% di persone che magari non hanno mai saputo di aver avuto il coronavirus, che potrebbero però avere degli anticorpi utili. È un dato statistico. Ecco, come fare a implementare questa banca dati, eventualmente cercando asintomatici che hanno una quantità sufficiente per la cura dei malati? Ma allora guardate, intanto questi sono dati statistici, sono proiezioni, primo. Due, è innegabile che ci possa essere un contingente di cittadini che hanno avuto il contagio in maniera asintomatica e se lo sono negativizzato senza che nessuno se ne sia accorto, perché questo virus ha anche questa variante, no? Di non creare nulla. Noi alla fin fine sappiamo che questo dato ci dice che immunità di gregge non c'è. Questi potrebbero essere dei donatori, però è pur vero che cercare, cioè è come andare col lanternino a cercare in una miniera uno spillo che si è perso, cioè è una roba. Però sappiamo che abbiamo 3.600 pazienti, che sono un numero pauroso se dovessimo trasformarlo in plasma e attività di cura, per cui sono più che sufficienti. Cioè 3.600 pazienti ce li abbiamo con nome e cognome, sappiamo che hanno avuto il coronavirus, sappiamo tutte le loro storie personali, per cui noi da ogni sacca riusciamo ad avere un sacco di informazioni, e quindi l'appello che faccio è che si doni il sangue. Quando verrete chiamati fate questo sacrificio e donate il sangue. Ma io spero prima. No, io vi dico, spero prima. Ma scusate, vi faccio un esempio. Se aprissimo i ristoranti, che è verosimile che si possano aprire prima, immaginate una località turistica, ne prendo una a caso, il Garda fa 9 milioni di presenze turistiche e sono pressoché quasi tutti stranieri, cioè gran parte di stranieri, è il punto di riferimento dei tedeschi, per dire, no? E non solo. Insomma, c'è un sacco di popoli europei che vengono al Garda. Al Garda apriamo tutti i ristoranti, apriamo tutti i bar, ma secondo voi cosa andiamo a dire ai cittadini? Che non possono considerarla stagione turistica? È inevitabile che vadano a farsi una passeggiata lungo il Garda, che qualcuno cominci a pensare di prendersi un appartamento o una stanza d'albergo per andarci ad alloggiare, ed è aperto, l'albergo vi ricordo che non è chiuso, e quindi capite che
rischiamo di arrivare troppo tardi rispetto ai cittadini che inevitabilmente arrivano, perché quando il cittadino sa che c'è il servizio, che c'è la ristorazione, che c'è tutto il corredo, e gli diciamo che i bagni sono chiusi, cioè i bagni, c'è gli stabilimenti balneari sono chiusi, no? Quindi bisogna fare veloci. Poi Antena 3, Rete Veneta, buongiorno Presidente. Primi ho sentito, complimenti. Grazie. Presidente, io volevo chiedere una cosa che ci chiedono molti telespettatori, vale a dire le seconde case, è possibile andare e fermarsi anche a pernottare? Al momento no. Perché ci sono o spettatori molto anziani a cui i medici hanno consigliato un periodo di riposo e vorrebbero passarlo lì. Se c'è una certificazione sanitaria, sì. Oppure motivi di salute. Chi sostiene che per compiere dei lavori di restauro deve obbligatoriamente fermarsi perché non può fare avanti e indietro, e proprio dal lago di Garda ci segnalavano che ci sono diversi tedeschi nelle seconde case. Mi fermo qui. I tedeschi lo fanno già. Io Tasato, poi andrei con la sequenza veramente numerosa di domande dai giornali. Sì, Presidente, io tornerei su questa cosa della banca del plasma, perché Sì, che è una grande roba, effettivamente è un tema anche controverso. Si sentono continuamente confronti tra scienziati, ci sono scienziati che la praticano e sono convinti dell'efficacia di questo protocollo, esibiscono dei risultati, esibiscono delle guarigioni. Ce ne sono altri, ad esempio Patrizia Capua, che lei ben conosce, Ilaria Capua, che sostiene invece che si tratta di una procedura che presenta dei rischi, presenta rischi di infezioni, presenta rischi di ricadute, e comunque a suo dire andrebbe limitata ai casi estremi. Ecco, su questo, come dire, sembra che non ci sia ancora un via libera definitivo da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Guardate, io conosco solo degli scienziati, i nostri clinici, che sono in prima linea e hanno fatto un sacco di belle cose che oggi sono diventate buone pratiche, quando gli altri discutevano su quello che si poteva fare. La vedo così. Ma scusate, io ho sentito scienziati dire che non serviva l'uso della mascherina, volete smentirmi? Ho sentito scienziati che dicevano che questa qui sarebbe stata una simile influenza. Ho sentito scienziati che dicevano che qui non sarebbe mai arrivata. Ho sentito scienziati che non ci hanno detto che bisognava comprare mascherine, che bisognava comprare respiratori, che sarebbe stato fondamentale dotarsi di tamponi e di altra roba del genere. Adesso gli scienziati vogliono far dibattito su sta roba, che lo facciano. Guardate, la plasmaferesi esiste da 30 anni, minimo. Stiamo parlando di plasmaferesi, perché questa è la procedura poi. La si fa, penso che noi ne facciamo 50.000 in Veneto all'anno, per molti malati cronici di altre patologie, me lo ricorda l'assessore Lanzarin, e quindi prima di tutto la pratica è una pratica nota, che nasce peraltro dalle pneumologie, se non ricordo male. Detto questo, se i miei clinici mi dicono, e sono tutte persone per bene e grandi professionisti, mi dicono che i pazienti aprono gli occhi con sta roba, io ho l'obbligo morale, prima che scientifico, di andare fino in fondo e capire se funziona. Ma ve le ricordate i dibattiti sui farmaci sperimentali? C'è fa fortuna che noi dobbiamo ascoltare. L'idrossicloridina, l'antimalarico, apriti il cielo, noi lo stiamo utilizzando e funziona. L'antiaggregante e l'anticoagulante per le trombosi, i trombi nei polmoni, funziona. Abbiamo il farmaco per l'artrite reumatoide, funziona. Abbiamo capito che funzionano dei cocktail di farmaci. Allora, io vi faccio solo una domanda. Siamo in una stanza buia, c'è uno che è vicino all'interruttore e dice voglio tentare di aprire la luce, continuiamo a restare al buio? Siccome di sto benedetto coronavirus, o maledetto che è, nessuno sa nulla, penso che tutti quelli che sono davanti a un paziente sono in grado di sperimentare le migliori cure per il paziente. E a questo punto, lasciatemelo dire, al di là delle grandi teorie di tanti, che magari non vanno neanche mai in un ospedale, io mi fido di più di chi ha il paziente a fianco e lo sta curando.
Scusa collega. Sì, sì, Crisanti, assolutamente a spazio favore. anche ai colleghi con ordine, facciamo un terzo giro. Bene. Domanda per il Presidente Bastianello, Agenzia Agi. C'è qualche novità in merito al dialogo con il Governo per anticipare aperture rispetto alle date fissate dal DPCM? La Regione sta eventualmente ipotizzando qualche altra apertura per l'11? Noi siamo rispettosi delle regole, se non altro non perché non abbiamo coraggio, perché voglio ricordarvi che fare norme che non hanno base giuridica vuol dire mettere nei guai i cittadini. Cioè, come andare a dire uno non paghi l'abbonamento della TV, adesso non si paga più perché adesso si paga d'ufficio con la bolletta dell'Enel, mi sembra di aver capito. Però poi alla fine l'Agenzia delle Entrate arriva a casa di quello che non l'ha pagato, no? Cioè, non è che arriva a casa di quello che ha detto di non pagarlo. Quindi bisogna fare cose fatte bene. Stiamo discutendo e proponendo al Governo di affrontare una fase, diciamo, di transizione che sia intestata alla responsabilità della Regione. E questo sì, se domani mattina mi dicessero la Regione Veneto ci presenti un piano, non dico faccia, ci presenti un piano per l'apertura secondo dei criteri che ha stabilito, noi siamo pronti, ma domani mattina lo presentiamo, anche perché noi vogliamo aprire tutto. Collega Brinis di Mediaset, mascherine a 0,50 tuttora introvabili. Beh, questo è uno dei temi, non ho ben capito se ci sarà da parte del governo la possibilità di coprire quel delta che dai 0,50 in su che magari va coperto, visto e considerato che molti, penso alle farmacie, molti si sono approvvigionati di mascherine e non riescono a venderle a 0,50 perché ci rimettono. Dall'altro è fondamentale che le mascherine siano in distribuzione per i cittadini e questo è fondamentale. È come il farmaco salvavita, non esiste che non ci possano essere le mascherine. So che la protezione civile, so che il commissario, il dottor Arcuri, sta prevedendo, si parla di 60 milioni al giorno, roba del genere, ho da aver letto, ben venga, però è altrettanto vero che se non si decide di avere questa industria strategica in Italia, prima o dopo torneremo in crisi. Cioè bisogna avere aziende che fanno mascherine e siccome a 50 centesimi, lo spiego bene, la mascherina in Italia non te la producono perché sono fuori mercato, cioè i costi di produzione sono alti, bisogna che il governo decida di dare un aiuto alla produzione a quelli che vogliono mettersi a far mascherine. Guardate che è strategico, cioè davanti a questa emergenza abbiamo capito che l'industria bellica non è quella strategica, è quella sanitaria, è quella strategica. Avere mascherine, respiratori, caschi, CPAP, insomma tutte le attrezzature per curare i cittadini. Allora abbreviamo, Pederiva, Dalmas e Valavasi pongono temi sulla scuola, sull'incontro. Ma le lascio tutte all'assessore Lanzarin. Con la FISM, quindi le parliamo dopo. Nicolussi Moro. Ci sono persone guarite che chiedono da giorni come donare il sangue, cosa devono fare? Devono attendere che verranno chiamate, alcune sono già state chiamate per la fase sperimentale 1, 2 adesso c'è una fase che è quella del magazzino come l'ho definito io, quindi la banca del sangue coronavirus. L'ultimo studio dell'Istituto Superiore di Sanità dice che soltanto l'1,5% dei veneti ha gli anticorpi, gli studi di Lippi e di Plebani confermano? Posso confermare. Cioè diciamo c'è un primo indicatore che parla del 2%. Gli scienziati veneti sempre loro chiedono quando potrà spostarsi tra regioni per confrontarsi e fare meeting con i colleghi, soprattutto in Friuli e Lombardia, zone di confine. Gli scienziati loro per spostarsi? Sì. Non mi risulta che abbiano problemi per spostarsi, per lavoro. Cioè che uno scienziato veneto mi dica che non può andare, mi chiede quando può andare in Lombardia per parlare con un collega, perdonatemi, la trovo anche un po' grave questa storia, perché possono spostarsi perché hanno un motivo super valido, lavoro, di salute e soprattutto di importanza, sanitaria di tutti i tipi. Cioè, ci va uno a accompagnare a ritirare il cane e il cucciolo per portarselo a casa. Cioè. Sempre collega Erle interviene sul sierologico. La Regione ha individuato un test sierologico attendibile fra quelli proposti dal mercato? No, guardate, mi perdonerà Piero Erle, che salutiamo, ma il tema non è questo. Il tema è che il test sierologico, ce ne sono di tanti tipi, noi stiamo cercando di fare uno studio con il professor Plebani e Lippi per validarne uno
che è quello che va nel profondo, cioè valuta la quantità, la qualità e le risposte anticorpali, però noi non è che dobbiamo identificarne uno. Adesso il governo sembra che abbia, ha dato in sperimentazione un test per validare, ce ne saranno altri, penso che sarà, come si può dire, policentrica questa validazione, ma ad oggi non è che noi dobbiamo validare un test, noi stiamo facendo uno studio scientifico che è molto più importante. Sono riconosciuti anche alcuni privati che effettuano tamponi su richiesta di privati? Sì, ma i privati hanno l'obbligo di rispettare la legge, per cui il tampone del privato deve essere fatto con le stesse caratteristiche, perché è un'erogazione di un servizio sanitario. E noi approfittiamo di questo lavoro che fanno i privati per allargare il network, no? Me ne fanno 1000 al giorno. Sì, giustamente mi ricorda il Sole Lanzarin, c'è l'elenco fra l'altro di strutture accreditate, cioè da noi per farlo. Per cui se qualcuno ha dubbio che chieda al privato se è accreditato, ecco, se proprio ha qualche dubbio. L'ultima domanda, poi passiamo la parola alla collega Antonella Manna di Telenuovo. Badanti che nei giorni di riposo tornano al loro domicilio dopo il lockdown, come fanno poi a rientrare a casa dell'anziano in sicurezza? La badante prende un giorno, va a casa e poi ritorna dall'anziano. Se la badante va a casa deve farsi la quarantena se torna, fino a prova contraria. Collega? Allora, rispetto alla domanda sulla discussione con il governo per la riapertura anticipata, potrebbe già essere lunedì prossimo una finestra possibile sia per i ristoranti che per i centri estetici, i parrucchieri, che loro sono addirittura il 1 giugno? Ma guarda Maria, io penso questo, penso che noi non cerchiamo la rissa e tantomeno prove muscolari. Questo è un percorso da essere fatto con civiltà e anche con leale collaborazione tra le istituzioni. Io penso che il governo, che sicuramente si trova davanti all'imbarazzo di avere situazioni diverse a livello nazionale, se dovessimo pensare a una norma uguale per tutti in questa fase risulta tanto difficile. Il governo potrebbe risolvere il problema delegando le regioni ad assumere scelte e assumersi le responsabilità. Alla luce di dati epidemiologici noi siamo in grado di presentare un progetto, lo possono validare, dire ok, alla luce di questi dati andate. Pensare di mettere in fila più realtà la vedo dura perché da nord a sud ci sono diverse fenomenologie anche di epidemie diverse per numero e anche per qualità. Cioè alla fine della settimana si saprà se richiedono di presentare. Ma io penso che sia una settimana cruciale perché se si dovesse decidere qualcosa per fare qualcosa lunedì, quindi bisogna deciderlo questa settimana e non si può prescindere da un DPCM che delega. Se non sarà questa settimana finisce che si va al 18 perché poi l'altra è quella del 18. Però io resto ancora con buone speranze rispetto a questo. Domani abbiamo una conferenza dei presidenti, domani mattina a mezzogiorno e sicuramente parleremo di questo. L'ultima cosa invece i ristoranti che possono offrire il servizio agli operai. Sì, noi l'abbiamo fatto, siamo stati i primi. Ma come funziona? Cioè l'azienda deve presentare la domanda al comune? Sì, funziona in maniera molto semplice. E l'azienda intanto deve fare un contratto con il ristorante che erogherà il servizio per la sola azienda a porte chiuse. Se ha più aziende il ristorante lo deve fare in sale separate e deve sempre avere la lista dei nominativi. E a quel punto il ristorante, quando ha chiuso il contratto, lo segnala al comune, perché il comune se vuole fare un controllo deve sapere che lì si sta erogando il servizio, può entrare e controllare i nomi dei partecipanti, cioè di coloro che... Sì. E comunicazione al comune. Sì, comunicazione al comune ovviamente. Emiliano brevemente, Era solo Presidente. Poi Goldnick, poi passiamo all'assessore Lanzarin che ha i dati che avevate chiesto ieri. Un tema leggero, lei a inizio conferenza ha parlato della possibilità di una pre-mostra che raccoglie tutti i lavoretti dei bambini in un luogo simbolo. Mi ha colpito, ho pensato subito con la testa a Vo e mi ricordo anche della proposta del famoso Leone d'Oro, credo alla città di Vo. Ma io spero che anche a livello nazionale, sentite, si sono dati tanti premi Nobel in giro per il mondo, adesso io non voglio denigrare, adesso non voglio fare insolente, però ho visto qualche premio Nobel, insomma, se è stato dato il premio Nobel per la pace all'Europa, penso insomma che con quello che è accaduto nel Mediterraneo forse bisognava non darglielo il premio Nobel per la pace all'Europa. Però al di là di questo, penso che Vo deve essere preso in considerazione a tutti i livelli, perché quello che sta facendo Vo è una roba eccezionale.
Cioè i cittadini, bambini compresi, si sono messi in fila per farsi fare un ulteriore prelievo del sangue. C'è un grande progetto del professor Crisanti che andrà a mappare il genoma di tutti i 3.000 abitanti. Si sono fatti i tamponi ormai, penso, 3 volte minimo al cittadino. Sta venendo fuori uno studio che salverà la vita al mondo. Cioè, queste robe le dovete scrivere. Quelli di Vo, i cittadini di Vo, con un grande senso di civiltà, volontariamente si sono messi a disposizione per diventare fondamentalmente base di studio per salvare la vita al mondo. E deve essere riconosciuto, ma anche perché da un punto di vista di senso di comunità è giusto, c'è un premio, va a consolidare questa, si dice no, fa più rumore una pianta che cade, una foresta che cresce. Ecco, concentriamoci sulla foresta per una volta, no? Allora Filippo Tosato, riprepara Ivano Olghe. Sì, una domanda di carattere economico, no? Però prima le faccio, le trasmetto quello che è un appello di una categoria, quella degli studenti universitari, che dicono noi siamo bloccati da mesi, dobbiamo pagare tasse, dobbiamo fare gli affitti, dobbiamo pagare gli affitti, c'è modo di darci una mano, non tutti sono figli di papà, c'è anche chi ha dei problemi. Ma guarda, io spero che nelle pieghe dell'intervento che lo Stato intende fare, noi la mano la diamo a tutti, perché oltre ad aver stanziato soldi, vi ricordo che da 10 anni non si applicano tasse in Veneto e equivalgono a circa 1.179 milioni di euro all'anno. Quindi dalla semplice busta paga di un medico ospedaliero noi non abbiamo prelevato in questi 10 anni 4.850 euro, tanto per dare. In più diamo anche un premio adesso. E i ragazzi vivono un'autentica tragedia, molti mi scrivono, anch'io sono stato studente e lavoratore in appartamento e ci appesa a pagare un affitto peraltro per una struttura che non utilizzi perché da 3 mesi non stanno utilizzando. Direi padroni di casa e mettersi una mano nella coscienza, cioè cos'è guerra se è guerra per tutti, no? Si dice in Veneto. Non è che... Questo è un appello che faccio ai padroni di casa senza che si offendano. 2, spero che il governo preveda, e sarebbe un bell'atto di sensibilità nei confronti di questi ragazzi, preveda una norma, l'ho già detto, che preveda una norma di ristoro, visto e considerato che noi li abbiamo bloccati fuori dalla sede universitaria e quindi addirittura alcuni hanno dovuto farsi fare la dichiarazione per andare a prendersi il computer e per riportarselo a casa o i testi, per cui non dico, se non si riesce a rimborsare il 100%, già un bel segnale sarebbe un 50-60%, se il 100% meglio ancora. Non penso che poi sia un grande valore da affrontare questo. Ecco, e invece la considerazione di carattere economico è questa. Oggi i siti dei giornali aprono con delle informazioni economiche che non sono proprio rassicuranti. Secondo l'Unione Europea l'Italia a fine anno avrà un rapporto debito-PIL intorno al 159%, il doppio di paesi quali la Germania e l'Olanda. Gli indici dei prezzi segnalano che c'è questo titolo, dicono tutto si ferma tranne i prezzi ad esempio alimentari crescono. E ci sono segnali anche di esasperazione da parte delle categorie, ad esempio un'associazione di operatori turistici veneta stamattina ha dichiarato lo sciopero fiscale, ha detto che loro non pagheranno le tasse quest'anno. E insomma, con tutto l'ottimismo e con tutta la fiducia possibile, per l'economia sembra che si profili un periodo, per l'economia e il lavoro, un periodo molto difficile. Ah sì, guardate, io spero ancora che questa recessione sia a V e non a U, nel senso che quella U ha il picco verso il basso del PIL, poi si trascina questo picco per un periodo abbastanza importante e poi torna solo il PIL. Quella V, che si studia in economia, il PIL va giù vorticosamente e torna su in maniera altrettanto veloce, cioè a V vuol dire che lo spazio tra la discesa e la risalita è breve. Spero che sia un crollo del PIL e una recessione a V. Prima roba. Seconda cosa, guardate che allora, ci vogliono misure straordinarie a favore delle imprese, questo è poco ma sicuro. Allora, il tema dei prestiti non ha funzionato e non sta funzionando, ma non lo dico, guardate, cioè mi voglio tenere fuori dei casini, però è inevitabile che lo si debba dire, cioè il modello del prestito non funziona, è più farraginoso di prima
e comunque non è una via risolutiva. Ci vogliono misure straordinarie, ci deve essere lo Stato italiano e ci deve essere anche l'Europa su questa partita. Non abbiamo ancora ben capito cosa ne accadrà dei finanziamenti europei. Dall'altro io penso che sia fondamentale, dove si può, riaprire subito, perché l'economia è data da microimprese, da questo alveare pieno di api operaie che costruiscono una cosa unica con tutte queste microeconomie che sono gli artigiani, i commercianti, le aziende in generale e tutti coloro che conosciamo. Insomma, noi abbiamo 600.000 imprese in Veneto, quindi se non si apre subito veramente va a finire male. A questo punto, se non ci sono altre domande, io lascerei l'assessore Lanzarin che ci parla di case di riposo, USCA e anche delle 3 domande che... No, volevo dire che in diretta è nato il secondo pulcino. Sì. Sempre delle uova di Ivan. Uno bianco e uno nero. Se nasceva ieri il 5 maggio. Fu, siccome immobile, di chi è? Manzoni. 5 maggio 1821. Bravo, complimenti. Non Morte è- di Napoleone. Non è solo Filippo. Ditelo quello che scrive in giro che non studia. È una delle più brutte poesie di Manzoni, fra l'altro. Grazie. Perché non è stato un grande poeta. Punti di vista. Punti di vista. Ma scusa, Manzoni ha fatto grandi robe, ma la poesia non era il suo forte, vuol dire il contrario? Non è che lo dico io, la critica magari è un'altra. Beh, ci sono anche i gusti. Dipende dai gusti. Insomma. Allora, io se sei d'accordo farei subito le 3 domande che anticipano l'incontro che avrai alle 2:30 con la FISM sul tema dell'estate delle mamme. Chiede la Federica cosa prevede il piano per i centri estivi che viene presentato oggi alla FISM? Quali tempi previsti per il confronto col governo ed un'eventuale via libera? Allora, il piano che presentiamo oggi prevede tutta una serie di indicazioni e misure, quindi gruppi piccoli, quindi con pochi bambini, soprattutto se parliamo dei bambini più piccoli, quindi 0-3 o 3-6 anni, poi chiaramente cambia rispetto ai centri estivi e quindi ricreativi, quelli dai 6 anni in su. Prevede poi tutte le misure appunto di protezione, DPI per gli educatori, gli insegnanti, poter rimanere il più possibile all'esterno, quindi utilizzare anche strutture tipo scuole che hanno grandi spazi all'esterno, il cambio delle scarpe quando si entra in alcune, soprattutto per i più piccoli, quindi per quanto riguarda i bambini, quindi il cambio delle scarpe all'interno. Prevede poi che ci sia l'unico genitore che li accompagna, quindi senza fare aggregazione, delle modulazioni, insomma prevede tutta una serie di accorgimenti di questo tipo. È un piano che noi abbiamo stilato e oggi presentiamo con tutte le osservazioni che ci sono arrivate. Ci sono arrivate osservazioni da singoli comuni, ci sono arrivate osservazioni dalla FISM, da Assonidi, dall'ANCI, perché abbiamo coinvolto l'ANCI quindi in rappresentanza dei comuni, da alcune aziende sanitarie che con la conferenza dei sindaci hanno abbozzato dei progetti. Abbiamo messo insieme un po' tutte queste proposte con la prevenzione, che quindi chiaramente ha seguito e sta seguendo tutte le misure, tutti i piani di rientro in sicurezza e quant'altro, e abbiamo confezionato appunto questo piano che presentiamo. Oggi pomeriggio, devo dire la verità, quasi in contemporanea c'è anche un'audizione in commissione istruzione con la task force per il rientro in classe per il rientro scolastico oggi pomeriggio, quindi anche da di là si capirà se a livello nazionale insomma ci saranno alcune aperture e quant'altro. Malavasi gentilmente aggiunge, anche il vice ministro dell'istruzione mi ha parlato oggi come di una cosa prossima, quindi previsioni per l'inizio. Le indiscrezioni che noi avevamo, si parlava del 1° di giugno, quindi il governo, insomma chi si stava occupando di questa cosa qui, parlava del 1° di giugno come tempistica, anche rispetto alla bozza di linee guida che
ci hanno fatto avere e che noi abbiamo osservato. È chiaro che però noi ci auguriamo, visto che adesso stiamo vedendo insomma, che probabilmente ci saranno dei spiragli, ci sarà comunque un cambiamento rispetto a quanto era stato detto inizialmente quando è stato emanato il DPCM del 26, vorremmo insomma, se siamo nelle condizioni, anche poter anticipare, però capiamo cosa succede anche proprio in queste ore, in questi giorni. E l'ultima domanda dal Mastice: le scuole paritarie chiedono ovviamente, essendo in difficoltà, supporto alla Regione nell'organizzazione. Nell'organizzazione di questo noi sicuramente ci siamo e quindi cercheremo di dare tutto il supporto, valuteremo anche successivamente, una volta che queste modalità possono diventare realtà e quindi possono essere attuate, anche un supporto economico eventualmente alle famiglie, stiamo valutando anche questo. Bene, poi adesso lei assessore aveva detto vi darò i dati sulle case di riposo e quindi possiamo proseguire. Sì, allora io do i dati, poi nel pomeriggio Carlo diamo il materiale, quindi vi comunichiamo il materiale complessivo. Allora, intanto credo il dato che voi volevate era quello delle USCA. Vi ricordo che le USCA sono le unità speciali di continuità assistenziali che sono state previste in emergenza coronavirus e che sono entrate in funzione. Sono queste unità speciali di dottori che fanno continuità assistenziali, oppure dottori che stanno frequentando il corso per diventare medici di medicina generale, quindi che stanno facendo i 3 anni di corso, oppure dottori laureati abilitati ma non ancora all'interno del corso. Noi, appena è venuto fuori appunto questa possibilità, abbiamo fatto un avviso tramite Azienda Zero, hanno risposto 511 persone tra queste categorie che vi ho citato prima e si sono costituite ad oggi in Veneto 48 USCA. Quindi insomma diciamo un risultato importante. Voi sapete che il governo prevedeva un USCA ogni 50.000 abitanti, poi chiaramente dipende dal numero dei pazienti che devono essere seguiti, dalle distanze chilometriche e quant'altro. Quindi oggi ne sono state costituite 48. Di cosa si occupano queste USCA? Perché queste sono le USCA che escono e quindi vanno nei territori, vanno a domicilio, vanno a controllare i pazienti, vanno a fare anche le cure farmacologiche a domicilio, tipo l'antimalarico che citava anche il Presidente, vanno a fare i tamponi a domicilio, vanno dentro le RSA e quindi per il 77% fanno triage e quindi analisi, sintomi, verifica di questo tipo, il 65% fa attività domiciliare, il 38% attività domiciliare con somministrazione anche di farmaci e poi fanno un altro 50% fa tamponi, formazione sull'utilizzo di DPI e quant'altro. Abbiamo anche un caso di un'USCA RSA che quindi si è costituita e quindi va all'interno delle strutture per anziani. Questa modalità è una modalità che noi abbiamo chiesto anche al Ministro, che abbiamo incontrato la settimana scorsa, venerdì o giovedì, non mi ricordo, che c'è stato un incontro col Ministro, nella discussione di prevedere una continuità e quindi che non siano legate solo all'emergenza, perché abbiamo visto insomma che sono molto importanti, che c'è personale, quindi molti ragazzi giovani anche molto motivati, molto volenterosi, che effettivamente stanno affrontando tutto il supporto di integrazione tra ospedale e territorio, la parte territoriale, la parte domiciliare, in maniera molto forte. Siccome abbiamo capito da questa esperienza che è altrettanto importante la presa in carico precoce, domiciliare, mantenere le persone a domicilio, curarle con anche la parte farmacologica, in questo modo abbiamo visto che ci sono dei risultati importantissimi. Riteniamo che questa modalità sia una modalità importante, quindi non solo il Veneto ma anche altre regioni hanno chiesto al Ministro di considerare nel rafforzamento di tutta la parte territoriale anche queste esperienze, quindi renderla un po' più stabile e non legata all'emergenza. Per quanto riguarda invece, vi do i numeri complessivi e poi vi arrivano invece i numeri divisi per aziende sanitarie. Allora, il monitoraggio continua rispetto alle strutture per anziani, ci sono aziende che sono già al terzo giro di tamponi, alcune al secondo giro, alcune stanno facendo un mix, nei primi giri hanno fatto un mix tra tamponi e test rapidi. Ricordiamo che il tampone è quello che fa diagnosi, l'ha detto anche prima il Presidente, e i numeri che ci arrivano aggiornati a oggi rispetto al dato che avevamo dato il 27, quindi una settimana circa, è un dato io credo molto positivo e molto confortante. Per
perché abbiamo ospiti positivi 2046, quindi meno 2,76 rispetto al dato che avevamo dato una settimana fa, e quindi un meno 0,7%. La percentuale era del 7%, siamo oggi a una percentuale del 6,3% per quanto riguarda gli ospiti. Per quanto riguarda gli operatori, lo stesso un dato molto positivo, perché i positivi tra gli operatori sono 1025, quindi meno 79 rispetto al dato di una settimana fa. Era il 3,3% meno il 0,3% perché era il 3,6%. Quindi io credo insomma un dato molto importante e molto positivo. Tenete conto che lo screening all'interno delle case di riposo, delle RSA, è uno screening continuativo assieme a quello dei sanitari, e oggi il piano di sanità pubblica ha previsto ogni 20 giorni il test con il tampone e ogni 10 giorni il sierologico con il test appunto sierologico, il test rapido, e lo stiamo facendo in continuazione. Domande? Ivana Gordi, RSA, fanno riabilitazione o come? No, allora l'USCA è l'unità speciale continuità assistenziale che si è formata con questo decreto. C'è un'azienda sanitaria, che non so neanche dirvi quale, devo andare a rivedere, ma al limite poi ve la troviamo, che ne ha costituito una solo per la RSA, quindi questo team va all'interno delle RSA. Filippo, Emiliano, Antonella, chiunque sia in sala, possiamo chiudere? Ecco, avevo ancora la mascherina addosso, si è appena conclusa la conferenza stampa, abbiamo visto in regione, la sede regionale della protezione civile. Allora diamo subito uno sguardo alla tabella di cui appunto ha fatto cenno il Presidente Zaia, la tabella quotidiana con tutti gli aggiornamenti. Totale casi positivi, questi sono i dati che sono stati rilevati dall'azienda Zero alle 8 di oggi, di questo 6 maggio. 36 nuovi casi positivi per un totale di 18.479 tamponi positivi, questo è il dato cumulativo. Nello specifico casi attualmente positivi 6.789, le persone decedute in strutture ospedaliere ed extra ospedaliere sono 1.568, i negativizzati, numero che è in netto aumento, quindi le persone che sono state negativizzate da Covid-19, 10.122. Soggetti in isolamento domiciliare, questo è il dato relativo invece alle 8 di ieri sera, alle 8 del 5 di maggio, sono 6.175. Nello specifico, per quanto riguarda invece le persone che sono uscite da un'area non critica, meno 10, quindi i ricoverati in area non critica, un totale di 902, 90 le persone attualmente in terapia intensiva, non ci sono variazioni rispetto alle 5 di ieri pomeriggio, 7 le persone decedute nella notte per un totale di 1.223, mentre le persone che sono state dimesse sono 2.782, quindi questo è un numero che è in netto aumento. Fortunatamente, insomma, abbiamo visto, sono dati che è vero fanno ancora preoccupare, però fortunatamente insomma via via la situazione sembra sempre in miglioramento, e quindi questa è la cosa che fa ben sperare. E intanto adesso abbiamo visto un po' la situazione, il quadro generale che è stato fatto proprio a Venezia, e adesso parliamo invece di quello che potrebbe accadere per il contagio di questo virus, del Covid-19, nel periodo estivo. Sentiamo. Quello che si presuppone è che anche questo virus probabilmente subirà delle influenze legate sia all'aspetto della temperatura e al fatto che si vivrà molto più all'esterno che non negli ambienti chiusi. Quindi è presumibile che in maniera analoga agli altri virus a trasmissione respiratoria ci sia una riduzione della trasmissione. Tuttavia questo non significa che il virus non sarà presente. Non bisogna mai abbassare la guardia, il messaggio è chiaro. In estate il Covid-19 potrebbe essere più difficilmente trasmissibile, ma di certo non scomparirà dalla circolazione. Bisogna considerare infatti che si tratta di un virus nuovo e che la popolazione mondiale non ha ancora una barriera immunologica. Quindi, anche se i dati sono incoraggianti e mostrano un calo dei contagi, è necessario mantenere un comportamento rigoroso. Deve essere sfruttata come una situazione
per cercare di contenerlo maggiormente e non come situazione per essere allegri e non porre nessun tipo di accortezza. Ora stiamo vedendo gli effetti di tutti i sacrifici delle settimane precedenti e bisogna assolutamente non vanificarli. La diffusione mondiale del virus renderà inoltre più difficile il contenimento dei contagi perché gli spostamenti tra paesi potrebbero facilitare nuove ondate, per questo il vaccino è l'unica strada percorribile. Chiaramente bisogna passare in uno stato di immunità della popolazione, che sia di tipo naturale, acquisita gradualmente con le infezioni, o meglio con il vaccino. Quello chiaramente cambierà totalmente la situazione epidemiologica. Il fatto del vaccino, perché ho letto alcune informazioni che c'è chi dice è necessario farlo, considerando che è un virus nuovo e vale la pena fare un vaccino, anche perché il coronavirus rispetto all'influenza cambia molto meno. Il virus inoltre potrebbe comportarsi proprio come accadde con l'influenza spagnola 100 anni fa. Il virus tende comunque ad adattarsi e le varianti meno virulente, meno letali, magari si diffondono più facilmente, vengono selezionati in maniera positiva. Quindi non è scomparso, si è adattato, c'è stato un adattamento tra l'uomo, virus ed è diventato un virus stagionale. E quindi potrebbe accadere lo stesso con il coronavirus? Presumibilmente è quello che potrebbe avvenire. Quindi abbiamo sentito anche nei periodi estivi assolutamente non abbassare mai la guardia. Prima dei saluti ricordo gli appuntamenti quotidiani alle 15:30, spazio ai più piccoli e poi via ginnastica dolce, tai chi, pilates e quant'altro, insomma i soliti appuntamenti dedicati al nostro sport, compresa la zumba. 17:20 il Santo Rosario da Sant'Antonio a Padova e proprio a Sant'Antonio alle 18 come sempre abbiamo l'appuntamento quotidiano con la Santa Messa. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.